Hai visto qualche marmotta? Sì, è là che ci guarda. È un trekking ad anello racchiuso tra il Catinaccio e il Sassopiatto. Il punto di partenza è il rifugio Micheluzzi, quota 1860 metri dalla Val d'Oron, che abbiamo raggiunto con comodo servizio di navetta. Le prime indicazioni da seguire sono per il lago d'Antermoia, con il Catinaccio che compare subito sulla sinistra e più in fondo anche i denti di Terra Rossa. Giunti in località Zoppei ci sarebbe la possibilità di salire al lago d'Antermoia. Noi comunque proseguiamo per il rifugio Alpe di Tires, sempre su segnavia 532, accompagnati dalle tantissime marmotte e dal loro fischio, da corsi d'acqua e anche dal Pigi. Hai visto qualche marmotta? Sì, è là che ci guarda. Sì, chissà cosa penserà di quei due là che stanno filmando. Guardi imbecilli. Può essere. Di questi alpeggi tra un paio di settimane non rimarrà più nulla e a breve anche questi verdi prati si tingeranno di giallo. Come sono fatte quelle montagne lì? Sì, Nera, liscia. eh sì. Mi fermo io, si fermano anche loro, eh. Abbiamo delle guide escursionistiche della zona oggi. Di tutto rispetto. Ha salutato. Ciao. Però sentiero davvero molto panoramico. Oltre al Catinaccio che mi trovo di fronte, alle mie spalle il Sassopiatto e più in fondo anche il gruppo del Sella.
meravigliosa Val di Fassa. Oltre ai panorami da cartolina che caratterizzano questa escursione, ciò che la rende particolare è che si è immersi totalmente nella natura. Oltre alle tante marmotte che abitano la Val d'Oron, ci sono numerosi alpeggi di cavalli, di mucche, greggi di pecore, che rendono questo trekking una vera esperienza. In circa un'ora e 40 di cammino dal punto di partenza raggiungiamo il passo di Turon. Ora proseguiamo in direzione Alpe di Tires, segnavia 594. Il sentiero ora cambia numerazione, diventa il numero 4 in direzione Alpe di Tires. Inizia la parte più impegnativa del trekking, una ripida strada forestale che ci condurrà fino al rifugio. Circa 2 ore e 30 dal punto di partenza raggiungiamo il rifugio Alpe di Tires, quota 2440 metri, posizionato sotto i denti di Terra Rossa al confine tra la Val di Fassa, la Val di Tires e l'Alpe di Siusi. E se alle mie spalle tengo i denti di Terra Rossa, alla mia sinistra si apre una panoramica sulla Val Gardena, il Sasso Piatto e il Sasso Lungo, il gruppo del Sella con il Pisboe, in lontananza il Lastoe de Formin, il Pelmo coperto dalle nuvole, la Marmolada con Punta Peña e alla mia destra anche il gruppo del Catinaccio. Dopo sosta al rifugio Alpe di Tires, imbocchiamo a ritroso, almeno per un pezzo, fino al passo di Turon, il sentiero numero 4. Ritornati al passo Turon, imbocchiamo il segnavia 594 in direzione al rifugio Sasso Piatto. È un continuo contrasto di colori: l'azzurro del cielo, il verde degli alpeggi, il colore della roccia si fondono insieme e danno origine ad un'alchimia di colori che sembra di camminare in un dipinto. E se questa mattina i protagonisti erano il gruppo del Catinaccio e i denti Terra Rossa, nella seconda parte di giornata
I protagonisti che mi trovo di fronte sono il Sassopiatto, il gruppo del Sella, la Marmolada. È un sentiero di pietraia in Cengergosa, con continui saliscendi. Anche le mucche sembrano apprezzare il panorama offerto dall'Alpe di Siusi. Alla mia sinistra il gruppo del Sella e la Marmolada, giù in basso il rifugio Micheluzzi, questo punto di partenza, e tutta la Val d'Uron che costeggia il Catinaccio. In alto a destra i Denti di Terrarossa e l'Alpe di Tires, con il sentiero che ci ha portato fino a qui. In 2 ore di percorrenza dall'Alpe di Tires raggiungiamo il rifugio Sassopiatto a quota 2300 metri. Al rifugio Sassopiatto imbocchiamo segnavia 533 in direzione Val d'Uron. A 5 minuti di distanza dal rifugio Sassopiatto, ecco anche Malga Sassopiatto. Chiara, kannst du bitte auf 10.000 noch gehen? Sacher a Malga Sassopiatto veramente consigliato. Riprendiamo la marcia e ora scendiamo verso la Val d'Uron. La seconda parte del 533 è un sentiero con dislivello negativo molto ripido, sconnesso, che conduce in Val d'Uron.
In un'ora di cammino da Malgas a Soppiatto raggiungiamo il rifugio Micheluzzi. Ora scendiamo a Miseria Cancopo. Scendiamo a Campitello di Fassa attraverso la strada boschiva parallela alla forestale. Concludiamo questo bellissimo trekking in 22 km, poco più di 6 ore di cammino e quasi 800 metri di dislivello positivo, privo di difficoltà tecniche ma reso impegnativo per dislivello e lunghezza, quindi consigliato a persone che hanno una buona condizione fisica ed un buon allenamento, abituate alle lunghe camminate.